Buongiorno a tutti e benvenuti alla nuova puntata di Pillole di Napoletano. Oggi parleremo di un termine veramente usatissimo dai napoletani e che è anche uno dei più richiesti dai non napoletani per la spiegazione di cos'è. Il termine in questione è cazzimma. Allora, innanzitutto cos'è la cazzimma? Con il termine cazzimma viene identificata la furbizia opportunistica, il tirare acqua sempre al proprio mulino in tutte quante le situazioni, dagli affari a chi deve pagare un caffè, anche mettendo in mezzo amici o parenti nelle proprie vittorie da questo punto di vista. Viene utilizzato anche però in altri sensi per indicare la cattiveria, la rabbia, la grinta. Il termine ha una certa incertezza nell'origine. Per quanto riguarda l'etimo di cazzimma, l'Accademia della Crusca dice che come altre parole napoletane che usano il suffisso imma per indicare qualcosa di biologico come zozzimma o sfaccimma, di cui parleremo altre volte, così cazzimma da secrezione corporea praticamente è diventata negli anni 50-60 l'indicare questa caratteristica dell'animo napoletano. C'è un famosissimo sketch di Alessandro Siani in un suo spettacolo, parla di milanesi che vogliono capire cos'è la cazzimma, lui risponde: non te lo voglio dire, questa è la cazzimma. Se lo trovate, cercatelo, è molto divertente, anzi lo metterò sotto in descrizione. E questo è uno dei termini più richiesti da tutti quanti i non napoletani per chiedere che caspito significa la cazzimma. Ora ve l'ho spiegato, questo infatti non è cazzimma. E detto questo, vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, vi rimando a una prossima puntata di Pillole di Napoletano e, come si dice sempre a Napoli, ciao Brim!